È una richiesta che ci è stata fatta già dall'inizio della legislatura da tantissimi sindaci e sindache di diversi colori politici, ma anche dalle categorie economiche del commercio, che chiedono che ci sia finalmente una regolamentazione dando potere ai comuni di decidere dove e se inserire le strutture sotto i 1500 metri quadri, che oggi invece, quelle commerciali, vengono in base alla legge regionale aperte con una semplice SCIA, dichiarazione di inizio attività, e ovunque sul territorio comunale. I sindaci chiedono invece di avere potere per gestire l'apertura di queste strutture. Il provvedimento, nonostante sia stato concertato con la maggioranza, oggi è bloccato in Commissione Commercio, ma in particolare in Commissione Urbanistica, da parte della stessa maggioranza, che non si riesce a mettere d'accordo. Poi per le categorie alimentari voi prevedete una SCIA condizionata a due valutazioni. L'impatto ambientale e l'impatto viabilistico, perché sono le due questioni che anche abbiamo ascoltato oggi dagli assessori presenti in conferenza stampa, che impattano molto e di più rispetto al territorio comunale. Quindi è giusto che una struttura possa essere aperta nel momento in cui vediamo che non impatta dal punto di vista viabilistico, ed è quello che abbiamo chiesto già nel nostro PDL, progetto di legge del 2021, che chiedeva proprio di prendere in carico questa questione. Noi chiediamo che entro la fine della legislatura si arrivi ad un provvedimento a tutela del commercio di vicinato, cioè dando potere ai comuni di decidere se e come aprire queste strutture.